quella di migliorare la qualità delle acque che scorrono nei fiumi attraverso la fitodepurazione e poi come bacino di eliminazione, cioè di contenimento di sfogo delle acque del fiume. Sicurezza idraulica al centro dell'importante intervento inaugurato tra i comuni di Zero Branco e Scorzè con la riqualificazione dello scolo vernise e la realizzazione di 2 invasi che avranno la duplice funzione di trattenere sia i nutrienti sia maggiori volumi d'acqua negli eventi di piena. Oltre 3.400.000 euro il finanziamento della Regione Veneto grazie ai fondi della legge speciale per Venezia. Devo dire con rammarico però che dal 2011 questa legge non viene più finanziata. Nonostante siano passati governi di tutti i tipi, nessuno ha ad oggi rifinanziato quella legge, che non è una legge che fa bene a Marcato o al Presidente del Consorzio, fa bene all'ambiente. 5 chilometri di corso d'acqua interessati dall'ampliamento della sezione, 8.250 le piante messe a dimora nell'opera che ha visto anche la realizzazione di una pista ciclopedonale. Ad oggi il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive ha realizzato 200 ettari di interventi come quello di Zero Branco e 55 chilometri di canali, ma i sempre più frequenti eventi atmosferici straordinari spingono ad ulteriori progetti per la messa in sicurezza del territorio. Fare quello che stiamo facendo, che abbiamo iniziato a fare rispetto anche ad altre regioni. Noi siamo un esempio, i bacini di laminazione, cioè contenitori quando l'acqua è troppa, questo possiamo fare. Dopodiché negli anni bisogna anche immaginare nuove linee urbanistiche. È indispensabile trovare spazio per l'acqua e principalmente questo va ritrovato a fianco delle sponde dei vari fiumi. Le progettazioni sono molte, quelle che ci sono nei cassetti, il problema è la finanziabilità purtroppo, perché ci vogliono risorse.